questi giorni è venuta a mancare una persona che a ogni messa dello Spadone si schierava davanti al Duomo con cartelli che richiamavano l'attenzione sulla sanità pubblica locale. Il ricordo di Franco Chiarandini, storico presidente del Comitato di lotta per l'ospedale di Cividale, scomparso lunedì, ha dato il via nell'omelia all'affondo di Monsignor Livio Carlino sulla sanità regionale. Ho avuto la necessità di passare in diversi ospedali e ho trovato competenza, umanità, disponibilità, ma anche superficialità, sporcizia. Da sempre le condizioni della sanità pubblica territoriale fanno parte delle riflessioni di Carlino nelle sue omelie. Questa volta però è andato più a fondo. Le sue parole hanno suscitato reazioni diverse tra i presenti, in particolare i consiglieri regionali Roberto Novelli e Serena Pellegrino. Diciamo che c'è stato un passaggio che, mi permetto di dirlo, non ho apprezzato. Don Carlino ha detto appunto che ha trovato grande professionalità, grandi competenze e poi ha parlato di ospedali sporchi. Questo passaggio non l'ho apprezzato, non l'ho capito e mi sento anche di dirlo. È stato coraggioso, lui ogni anno fa un passaggio sulla questione degli ospedali, però ha detto che non c'è stato soltanto queste persone molto brave, disponibili, grandi lavoratori, ma ha trovato anche sporcizia, ha trovato degrado, ha trovato anche una situazione non delle migliori. Non solo la sanità nell'omelia di Carlino, ma anche le guerre e la piaga dei femminicidi. Si pensa che il riarmo sia l'unica modalità di difesa della pace. Tutto ciò che hai fatto al fratello più piccolo l'hai fatto a me. Se queste parole evangeliche risuonassero nella nostra mente e nel nostro cuore ogni giorno, quanti omicidi o femminicidi in meno ci sarebbero nella nostra società.